Amici bellini, se per me è ancora notte, in realtà per voi è già pomeriggio inoltrato, non lo so, sarà alla mattina vi è arrivata l'analisi tattica, adesso il pomeriggio possiamo parlare un po' delle parole, Le parole, soltanto parole. Cominciamo. No, è importante secondo me perché è chiaro, la conferenza di Spalletti, l'intervista di Spalletti ci fa capire un po' lui come sta, eccetera, eccetera. È un peccato non avere proprio zero domande tattiche, questa volta proprio zero. Adesso le leggiamo, magari mi sono sfuggite, ma me le sono segnate tutte, quindi vedi, così. Però se voi lasciate un like, la domanda tattica è quella che da fargli, era interessante parlare. Beh, ha ragione Valerio Fluido, questa era la domanda da fare a Spalletti, ha ragione Valerio Fluido quando pensa che sia comunque un 4-2-3-1 con Fabian a tutto campo così, oppure non ha capito manco e quindi dice no, ma quello veramente. Poi le parole di ADL e le parole di Osimhen. Pesa un peso diverso questa vittoria. Siamo sempre le solite domande. Ha un peso diverso questa vittoria perché ti stai avvicinando all'Inter, eccetera, eccetera. No. Pensiamo solo a noi, dobbiamo pensare solo a noi, queste sono le partite che dobbiamo vincere, se uno vuole dimostrare così, e le risposte devono essere. La gente che va in giro. Ah già, la gente che va in giro vuol dire, Spalletti dice, estende il discorso di Napoli come napoletanità, come anche città, perché Napoli è una squadra importante, non solo Napoli è importante, Napoli è gente che va in giro per il mondo, è gente brillante, gente creativa, eccetera, eccetera. Poi va bene tutto, se gli fanno domande così lui deve rispondere così, non me la prendo con lui assolutamente. E poi gli si chiede di Osimhen. E se Spalletti ci dice Osimhen può fare anche meglio, ma dobbiamo essere anche noi a metterlo in condizione di far meglio. È chiaro che tra le sue caratteristiche abbiamo il coraggio, perché non ha assolutamente paura di niente, nonostante la maschera. Magari io ho notato un momento nel primo tempo dove, sai, lui la stoppa di petto avrebbe potuto magari girarla subito di testa, invece no, però poi alla fine il gol lo fa proprio di testa e quindi questo coraggio. E poi niente, lo devono incalzare per forza e gli devono dire ma guarda che Osimhen ha parlato di scudetto e siete disonesti. E siete disonesti perché dopo le analizziamo le parole di Osimhen e siete disonesti 2 volte. E quindi Spalletti perde un po' la pazienza e dice vabbè, voi volete farlo vincere a tutti quanti questo scudetto, a ogni intervista qualcuno deve vincere lo scudetto. Va benissimo, ma vediamo di dimostrarlo in campo, di essere, non di dire. Noi dobbiamo essere e fare, non dire. Non a parole, ma a farlo, cioè dimostrare come questa partita qua, che è uno, perché poi arrivano, poi ci sono le squadre forti, stanno arrivando poi gli scontri diretti con l'Inter, con il Milan, attenzione alla Lazio, il Cagliari Trappolone, siamo lì. Nella difesa si è migliorato soprattutto in possesso palla, perché la difesa sta facendo molto bene e Spalletti apprezza i miglioramenti nell'uscita e ci siamo, ma Spalletti ci ricorda non siamo in tanti, cioè ha questo vociare dove si dice il Napoli ha recuperato tutti quanti, in questo momento siamo tutti al completo, e completo no, comprete nelle scarpe da togliersi, perché comunque anche se Koulibaly devono ancora tornare. Grande Koulibaly, dedicato anche lo short a Koulibaly, vincitore da capitano della Coppa d'Africa, meritavi una coppa, meritavi di vincere, grandioso Koulibaly, mi hai fatto emozionare. Ma non siamo tanti perché ci manca poi Lozano e ci manca ancora un asse che va recuperato e dobbiamo vedere in che forma arriveranno poi Anghissà e Koulibaly, perché ragazzi è una competizione stressantissima, stancantissima. Magari ecco con la vittoria un Koulibaly viene con energie, speriamo non sia scarico, perché potrebbe anche essere quello, ma sicuramente sarà felice. Anghissà potrebbe essere un po' deluso, vediamo come arrivano fisicamente, e aggiungiamoci anche Tuanzebe che ha questi problemi di lombalgia e quindi Spalletti ci ha dovuto ricordare noi sempre quei due abbiamo e stanno giocando da tempo immemore e prima o poi dovranno riposare anche loro. Gestione dell'1 dopo l'1-0 abbastanza bene alla fine, mi è sembrato uno Spalletti molto riflessivo, non
entusiasta al 100%, qualche complimento lo ha fatto, però era un pochino l'analisi che abbiamo fatto noi ragazzi, brillanti non siamo stati. Spalletti sta tranquillo se ci mettiamo sul 3-0, e invece dovevamo fare un po' più di verticalità immediata su Osimhen, troppo palleggio non va neanche bene, dobbiamo provare qualche tiro in più, però abbastanza bene come gestione dell'1-0, siamo stati in controllo e vabbè. Insistono sullo scudetto ancora una volta e Spalletti lo dice chiaramente: per me l'Inter ha più potenziale. Poi è chiaro che questi nuovi risultati che abbiamo visto specialmente in quest'ultima giornata, con la vittoria del Milan, con la vittoria del Napoli, e quindi l'Inter frena, è chiaro che crea nuove tensioni, ma non all'Inter, lui dice nuove tensioni a queste squadre che stanno lì e che magari si affacciano e provano a fare lo sgambetto. Quindi è simpatico anche come la gestisce. Poi questo è quello che è la conferenza. In intervista ribadisce più o meno le stesse cose: vittoria bene, così non dobbiamo guardare gli altri, perché noi è chiaro che ci avviciniamo perché si sono bloccati quegli altri, va bene, ma se noi facciamo la corsa su noi stessi, questa è poi la cosa fondamentale che adoro, bene, così non siamo dipendenti dagli altri. Napoli-Verona non vi dice niente? Lì noi non eravamo dipendenti da nessuno, bastava fare il nostro dovere e vincere. Al di là poi delle cose arbitrali che successero, non ce le dimentichiamo, però tu fai il tuo dovere, non c'è Juve che tenga, non c'è Roma, non c'è Milan, non c'è Lazio che tenga. Se tu fai il tuo dovere da oggi in poi, è chiaro che il Napoli sta lì e non lo puoi scrollare. Quindi molto bene. Osimhen dobbiamo servirlo un po' prima. Anghissà e Lobotka gli continuano a fare questa domanda è la vostra domanda preferita anche voi della community. Ma adesso come si fa a togliere Lobotka, eccetera eccetera? E Spalletti vi dice quello che vi sto dicendo da un mese: Anghissà ti dà più fisico, Lobotka ti dà più qualità. Bravo Spalletti che ci ricordi che esiste anche Demme. Ti voglio bene, perché non è che Demme è diventato l'ultima scartina del sistema solare. È chiaro che Lobotka merita i praise, come si dice, tutte le lodi che si sta meritando, perché sta giocando benissimo, al punto da mettere in crisi il tifoso napoletano. E come se leva Bobot? Ma calma, si può anche levare, perché ci sarà da fare le mazzate, abbiamo i 5 cambi, bene. L'Inter verso l'Inter eccetera eccetera, una settimana per vedere K2, per vedere un ass, se riusciamo a recuperarli, e quindi avere altri cambi, perché questo sarà importante. A me questo cambio tardivo di Spalletti, Mertens così tardi, insomma Politano, non mi ha convinto tantissimo. Spesso sui cambi abbiamo avuto qualcosa da ridire, bisogna dirlo. Però magari lui vuole giocatori che gli possono dare qualcosa in più per fare i cambi un po' prima, e quindi con il ritorno di K2 ecco che anche un ass che comunque sposta un po' di equilibri, vediamo. Ovviamente una parola per Zamparini, il Penso è uno stadio suggestivo eccetera eccetera, Zamparini era un tale scout, l'entusiasmo e le varie cose. È chiaro che io devo assolutamente non ve lo devo tradurre, ma è facile quello che dice Osimhen in inglese: it feels good to start and to score a goal. È una bella sensazione cominciare dall'inizio, no? Pure dalla panchina lui non vuole cominciare, significa che sta bene, sta in forma anche per segnare eccetera eccetera. Poi gli parlano della maschera, qui non ho capito perché ci potrebbe essere un problema anche di pronuncia e di scelta di pronuncia. It's a good luck or a good look, perché poi in Africa, in Nigeria, chi lo sa come la dicono eccetera eccetera. Quindi non ho capito se lui intende la maschera come porta fortuna o gli sta bene fisicamente. Me lo dite voi nei commenti, non ha importanza. Step by step verso l'Inter, non c'è problema. Lo scudetto is one of them. Lui dice, perché l'obiettivo, lo scudetto è l'obiettivo, lui dice is one of them. Sapete che significa one of them? Significa è uno degli obiettivi. Che cosa significa, ragazzi, è uno degli obiettivi? Che è normale, che Osimhen non si preclude niente, oltretutto è guaglione, quindi perché dovrebbe dire no, lo scudetto niente, vogliamo solo arrivare in Champions? È normale, stiamo lì, che facciamo? Diciamo non lo vogliamo vincere? È normale che il guaglione sta tutto contento e vuole lottare e sa e pensa di lottare, ma certe dinamiche magari non le sa nemmeno, pensa di lottare per la scudetto, è giusto, one of them.
Another one should be to go, dovrebbe essere di andare avanti in Europa League, e vediamo, un altro si è perso la Coppa Italia, eccetera eccetera, un altro è la Champions e vediamo di non perderlo, facciamo di tutto per non perderlo. Uno degli obiettivi non è l'obiettivo, se voi dite ha detto Osimhen che è l'obiettivo, poi il Napoli arriva secondo, che facciamo? Abbiamo fallito l'obiettivo, il fallimento? No, grande stagione del Napoli, si arriva secondo, si arriva terzo, eppure si arriva quarto, copio il link e lo mando a Fan Rating perché devo fare il fatto delle cose. E mentre Osimhen giustamente parla di scudetto come uno degli obiettivi, a De Laurentiis dice no, ma guarda, ma ragazzi, ma non parliamo di scudetto, siamo secondi, fortunati, siamo stati anche fortunati perché noi guardiamo le altre squadre, siamo abituati a guardare le altre squadre, già De Laurentiis, siamo per forza che siamo abituati a guardare la sua squadra, proprio per la cosa che diceva Spalletti, che uno dovrebbe essere artefice del proprio destino, ma è lì che poi le stagioni possono anche cambiare, quando magari una squadra ti fa un favore, un Cagliari che non ti aspetti ti stoppa l'Atalanta, una Roma bloccata dal Genova, eccetera eccetera. Quindi guardiamo anche là, ma stiamo belli, siamo secondi, si gongola proprio del secondo posto, ma mi gongolo anche io, cioè in questo caso io con De Laurentiis sto proprio a braccetto, cioè sto proprio bravo presidente, sì, secondi, godiamoci il percorso senza problemi. È lui che a voi vi dice di non sognare, proprio praticamente, non sono io. È lui che vi sta dicendo ma quale scudetto? Ma non parliamone proprio di scudetto. Cioè, secondi stiamo benissimo. I ragazzi sono gasati, tutto a posto. È un grande allenatore, ve l'ho detto, e quindi non è una novità. Lo hai detto per tutti gli allenatori, salvo poi cambiare idea, ma siamo d'accordo anche su che Spalletti sia un grande allenatore, non c'è dubbio. E poi gli si chiede di Insigne e lui dice fa questa cosa dei 110 anni. Non lo so sinceramente se era una cosa evitabile, è il solito De Laurentiis, cioè il De Laurentiis che dice cose un po' ad effetto, eccetera eccetera. Noi sappiamo che Bezos sta facendo delle ricerche per allungare la vita media di certi scienziati che poi gli servono a lui, e De Laurentiis quasi come lo faccia di proposito dice no, ma quello, se poi tu la genetica ti aiuta con l'alimentazione eccetera eccetera, puoi vivere fino a 110 anni, quindi fa bene Insigne a pensare al suo futuro perché ha davanti a sé 80 anni della sua vita. Mi sembra un po' una presa per i fondelli, onestamente, no? Io auguro una lunga vita di Insigne, ma tutta questa manfrina mi sembra un po' una presa per i fondelli. Ma va benissimo, dice bene De Laurentiis quando dice è una scelta sua, insindacabile, sua e soltanto sua, che si ritroverà, e io insisto su questa cosa qui, Insigne si ritroverà magari per la sua famiglia, farà delle cose ottime, la cosa calcistica magari lascia il tempo che trova, ma come esperienza di vita trasferirsi in America poi senza dover sacrificare niente, anzi con una bella soddisfazione economica, è capace che metti a posto i figli, fai del business e delle cose, quindi va benissimo. Il Napoli del futuro, De Laurentiis si dice sarà forte, fidiamoci, a oggi fidiamoci, perché stiamo sempre là, non sappiamo, sembra sempre che si smantella tutto, qualcosa dal cilindro giunto la caccia sempre, speriamo di continuare così ragazzi. Io che vi devo dire, io sto già sogno a piedi nudi, anche senza parlare necessariamente di scudetto, quello che stiamo facendo sta andando al di là delle rosee aspettative, perché uno dice bella squadra, sicuramente una bella squadra, però ci stanno le seconde linee che stanno overperformando, e quindi io già sto sognando proprio ad occhi nudi no, ad occhi chiusi, a piedi nudi si sogna sulla spiaggia. Però se voi volete parlare di scudetto parliamone, non c'è problema, non cambia nulla, sia che noi ne parliamo, sia che noi sogniamo è fatta, sia che noi diciamo invece è impossibile, sia che non cambia nulla, veramente non cambia nulla. Quindi se vi divertite di parlare di scudetti, parliamo di scudetti. Io vi voglio risparmiare una delusione, e con la prudenza mi sono sempre trovato bene, perché poi che esaltazione, grazie mille, dice Ginevra di Fanredi, che esaltazione, no? Quando poi uno sta rimasto prudente e poi dice mamma mia che combinate, non me l'aspettavo. Vogliamo rimanere un attimo prudenti con l'Inter, è capace che facciamo un exploit e diciamo mamma mia non me l'aspettavo. Da New York Valerio Fluido è tutto, voi che mi dite? Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.